Grande evento a Musile di Piave, serata da campioni con la partecipazione di Vincenzo Nibali. Vediamo il servizio. Questa sera a Musile di Piave abbiamo ospite l'associazione Agorà con il patrocinio dell'amministrazione comunale con la collaborazione della parrocchia di Musile, il campionissimo di ciclismo Vincenzo Nibali della squadra Liquigas. Ma è un impegno più che altro anche per l'amico Giuseppe Moro, che già lo scorso anno quindi sono stato qui presente, quindi quest'anno in occasione che ero anche rientrato dalle vacanze e andavo su in montagna in Val di Fassa, quindi mi sono soffermato ancora qui per questo avvenimento. Molto bello anche per tutti i ragazzi, ecco. Vincenzo il mio messaggio l'ha capito ancora da tempo e ha dato la sua grande disponibilità. Ringrazio non solo lui, ma ringrazio tutta la Liquigas in modo particolare di averci concesso dopo molteplici impegni. Paolo Slongo che come solito si prodiga, e perciò un grazie ancora e un grazie di un bocca al lupo al nostro Vincenzo Nibali. Paolo Slongo, un impegno non indifferente portare qui Vincenzo Nibali, sappiamo che è molto impegnato e che a breve partirà per il ritiro di preparazione. Cosa ci può dire? Ma è un impegno, però è anche un immenso piacere. L'anno scorso eravamo venuti sempre a trovare gli amici del comune, sia della parrocchia che poi dell'assessore allo sport, degli amici Sacillotto, Beppe Moro, quindi veniamo sempre con immenso piacere. Diremo che questo è l'autentico ragazzo che è partito da un paesino e che effettivamente è maturato giorno dopo giorno finché è arrivato a questi alti livelli. Questo evento sotto il profilo culturale che rilevanza ha secondo lei? Ha un'importanza fondamentale, direi, poiché si inserisce in una serie di iniziative che la parrocchia ha messo in campo per l'estate, che è il GREST, ma avere qui un campione come Vincenzo Nibali, questo giovane campione, credo sia un bel esempio per i giovani, per dare appunto un'armonia nella crescita che oltre che insieme alla formazione culturale mette anche lo sport. Che valenza hanno questi eventi anche per l'amministrazione comunale? Beh, sicuramente sono eventi che l'amministrazione non può che non appoggiare. Ci tenevo anche a ringraziare effettivamente Don Saverio, il nostro parroco, Don Vanio e Don Olindo che ha partecipato questa sera. Vorrei dire a tutti i ragazzi che vale la pena impegnarsi nello sport, che sia uno sport uno o l'altro, ma che ci siano degli ideali nella vita per i quali vale la pena di vivere e di impegnarsi, perché fanno crescere interiormente, aiutano la propria crescita personale, aiutano a diventare uomini e donne anche. Vorrei sottolineare l'importantissima iniziativa della Liquigas per avvicinare i bambini al ciclismo, ma allo sport in generale, che permette anche ai meno fortunati di partecipare insieme a tanti altri bambini, ragazzini, a eventi importanti e formativi. Proprio la trasmissione dei valori fondamentali direi che è quello che questa serata ci può lasciare.